Buonasera, benvenuti al Perbenista Talk Show. Questa sera abbiamo una puntata speciale, una puntata articolata su due blocchi con due ospitate diverse. La prima sarà più politica, la seconda è un po' una sorpresa, vi lasciamo vedere nel corso del programma. Intanto io direi di fare una piccola presentazione, rapida presentazione degli ospiti, perché ritornerò a spiegarvi esattamente il tema di questa serata. Quindi Rabbi, se vuoi presentarci gli ospiti. Buonasera, con noi oggi il dottor Rudy Ziberna, consigliere regionale Forza Italia. Il dottor Enzo Martinez, consigliere regionale Partito Democratico. Buonasera. E Osama Aziz, consigliere comunale a Udine del Partito Democratico. Buonasera. Bene, eccoci. Allora, il motivo, adesso parto subito con una battuta, per cui c'è un nome Osama Aziz, quale può essere? Può essere che vogliamo parlare di Islam, vogliamo parlare di presenza musulmana in Italia, vogliamo parlare di quello che è successo a Parigi. Detto così sembra già fortemente discriminatorio, no? Il motivo per cui c'è musulmano vogliamo parlare di. Perché dico questo? Perché fra gli ospiti doveva esserci anche il presidente del centro islamico, adesso non vorrei sbagliare la pronuncia, Al-Salam, il quale ha detto che non avrebbe partecipato perché non voleva partecipare in una trasmissione in cui poi comunque sarebbe stato strumentalizzato quello che avrebbe detto, e in una lettera, poi la commenteremo assieme con Ziberna, che ci ha inviato, e sostiene anche di avere timore quando entra nel centro islamico perché ha quasi paura di essere aggredito da qualcuno, no? Quindi insomma è un po' un sentimento reciproco adesso di timore anche degli islamici di essere aggrediti per vendetta da qualcun altro. Ci sono sentimenti di vendetta o no? Io direi partirei direttamente da Osama Aziz. Che situazione si percepisce qua a Udine? Ma guarda, se parliamo di Udine nel senso molto stretto, è ovviamente un clima molto... La vicenda parigina ha influenzato in qualche modo oppure è talmente distante che poi non è... No, talmente distante assolutamente no, perché è un fatto grave e crudele che va condannato senza se e senza ma facciamo una distinzione tra il clima che si percepisce a livello europeo, a livello istituzionale, a livello della politica e ciò che si percepisce dai cittadini. È ovvio che lo sguardo che viene rivolto nei confronti, insomma, di qualsiasi persona di fede islamica o presunto tale è quello di una diffidenza legittima e giustificata. Lei è di fede islamica? Io sono musulmano fortemente e convintammente laico, non sono musulmano praticante, sono per la separazione tra lo Stato e la religione. La religione è un fatto prettamente personale. Comunista, è un musulmano comunista. Non sono neanche comunista, magari. Io provengo da un paese di una forte impronta socialista, se vi ricordate Nasser e ciò che ha fatto. L'Egitto ha una... Rabbi, insomma, anche tu sei musulmana, sì. Conduttrice. Laica. Ecco. Laica. Anche tu Anche sei lei. laica come lui? O... Diciamo che anch'io divido... Ti riconosci in questo? Penso anch'io che comunque la religione non debba influenzare fortemente il modo in cui si vive in una civiltà. Quindi anch'io dividerei lo Stato dalla religione, però sì, sono musulmana. Ok, quindi Sam? No, velocemente, al di là di ciò che ciascuno di noi si definisce, si autodefinisce, parliamo del clima che si respira attualmente. In Francia, dopo questi fatti gravissimi, cosa è successo? La comunità islamica o il luogo di culto in una società come quella francese, che è molto aperta, molto accogliente, che ha riconosciuto anche l'immigrazione parecchi anni fa, è diverso da quello che viviamo qua. Sono state prese... È molto accogliente, però Le Pen ha raggiunto massimi storici. Ma ne parliamo dopo di Le Pen, ma parliamo dei fatti di cronaca. Dopo gli attentati di Parigi, la comunità islamica ha subito 200 attentati, luoghi di culto sono stati devastati. Allora, il clima è molto, diciamo così, teso. E questo ci porta a quello che sta accadendo in Italia. Alcuni soggetti, alcuni personaggi politici che hanno della responsabilità nei confronti della cittadinanza, quando continuano a denigrare, a descrivere e a, diciamo così, a fare un profilo perfetto, il musulmano equazione potenziale terrorista. Stiamo parlando di Lega, di chi? Salvini. Ma Salvini in particolare. Guardi, quando un leader ha della responsabilità, Salvini è il leader diciamo così, del più grande attualmente o marcatamente partito d'opposizione, che è la Lega Nord. In forte crescita, fa di politica abbastanza, insomma, demagogica e populista.
ha della responsabilità nei confronti della società italiana, nei confronti dello Stato italiano, perché continuando a portarci verso uno scontro, verso descrivere l'altro e il diverso come il nemico e potenziale tale, e questa è irresponsabilità, un atto di gravissima irresponsabilità, perché io non oso immaginare una società come la nostra. Basta vedere cosa ha fatto la Merkel. La Merkel ha in casa 4 milioni di musulmani e ha partecipato a una manifestazione assieme alla comunità islamica, perché sa, nonostante che sia di destra, non parliamo di una comunista viscera e di prima ora, ma è destroida, come lo è, dovrebbe essere Salvini, e conscia del fatto che c'è una comunità islamica in casa che va presa la strada del dialogo, perché ne usciremo insieme. Insomma, alla fine siete dei razzisti guidati dalla Lega Nord. Assolutamente questo è per non fare delle semplificazioni. No, nel senso che io proprio personalmente, come esperienza personale e familiare, sappiamo bene che cosa significa, quanto hanno pagato certe fette della nostra popolazione le semplificazioni. Mio padre da Pola, mia madre da Albona, istriani, dopo 60 anni ancora c'era un'equazione: tu sei istriano, perciò ergo sei un fascista perché hai abbandonato l'Eldorado comunista. Perciò io capisco, ma non solo. Io, nel momento in cui sentiamo parlare questo rappresentante, per me è difficile dire un rappresentante dell'Islam, proprio perché mentre nella Chiesa è facile dire che c'è una gerarchia molto rigida, perciò c'è un rappresentante che va dal Santo Padre fino al parroco, fino al diacono e al cristiano praticante. Nell'Islam il primo imam che dà una sua interpretazione al Corano, in quel momento detta legge, nel senso che per loro questa legge di comportamento diventa la legge cogente. Ecco, ma le riflessioni che fa lui sono le riflessioni che spero facciano tutti, e perché gli do ragione. Noi non possiamo assolutamente prescindere dall'utilizzare queste persone per promuovere questa cultura. Se noi pensiamo, visto che ormai siamo in guerra, dimentichiamo, come con le Brigate Rosse 30 anni fa, 40 anni fa, siamo comunque in guerra, non è un fuoco di paglia. Guerra fra chi? Cioè una parte, non dell'Islam, una parte che vive nell'Islam o è di cultura islamica, che possono essere anche nati in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, una parte perciò dell'Islam certamente in guerra contro l'Occidente. Ormai tutti gli esperti di strategie ti diranno, confermeranno che le guerre tradizionali, che ancora ci sono, quelle piccole, abbiamo 46 guerre, ci sono stati 46 conflitti lo scorso anno, soltanto nel 2014. Ecco, ma le guerre tradizionali non esistono più. Ormai i convogli militari che vengono individuati 2 secondi dopo da un satellite e attaccati da un drone non esistono più. Le prossime guerreggiate saranno proprio quelle nelle metropoli, dove la vecchia giungla oggi è la metropoli. Sei favorevole all'apertura di moschee nuove in Italia? Ma io sono d'accordo, nel senso che uno ha spese proprie, che se lo faccia. Facciamo attenzione a una cosa, perché io dico che non si può prescindere. Come non si può prescindere, scusami, è un esempio non calzante, ma fa comunque comprendere. Le violenze negli stadi, tu mi dai cosa c'entrano? Le violenze negli stadi o impedisce a tutti di partecipare a una partita, e non è questo che vogliamo, significa che si è sconfitta la libertà dell'individuo, oppure noi dobbiamo utilizzare chi più conosce queste persone. Ad esempio, i violenti negli stadi, guai se noi dovessimo dire che tutti quelli che vanno a vedere una partita sono i violenti, perché così non è il buon senso che ce lo dice. Però noi sappiamo che tra quelli che frequentano gli stadi è più facile che sono quelli che conoscono chi ha 1 metro, 2 metri, chi ha 10 metri. Non è che dopo l'apertura di Berlusconi e gay avete aperto gli islamici adesso, perché no, mi sta un po' disorientando. No, ma non è un'apertura. Io dico che noi dobbiamo utilizzare gli islami, dobbiamo utilizzare queste comunità, noi dobbiamo fare in modo che chi è, noi non possiamo dire non aprire i luoghi di culto. È indubbio che i luoghi di culto sono i luoghi in cui le persone, che un domani il terrorista può essere reclutato, ma è indubbio, è più facile che sia un luogo di culto piuttosto che un supermercato. Ma chi frequenta il luogo di culto? Noi dobbiamo fare in modo che la parte sana, che è largamente maggioritaria dell'Islam, quella parte sana lì sia capace di espellere la parte non sana, come è accaduto con le Brigate Rosse in Italia. In quel momento, quando il Partito Comunista da allora cincischiava, per usare il termine da Marco, in quel momento noi, se non ci fosse stata questa inversione di tendenza, questa assunzione di consapevolezza che una parte propria del proprio partito, dei propri militanti, dei sindacalisti, degli operai erano coinvolti, se non ci fosse stata questa assunzione di consapevolezza da parte del PC, noi non avremmo quella volta sconfitto ecco, perciò noi dobbiamo fare in modo di far terra bruciata nella sua terra. L'espressione è un po' infelice. Sì, ma ci siamo capiti, sì. è molto efficace.
Era una battuta, ovviamente. So. Martinez, lei sul suo profilo Facebook ha scritto in Gesù Charlie. Ecco, e cosa intendeva? Intendevo che mi riconosco pienamente nella cultura liberale e democratica europea. Non capisco più niente. Cioè, Ziberna è diventato islamico, lei è diventato liberale. Non sono diventato islamico, Marco. No, Ziberna è liberale come me, mi preoccuperei che tu non fossi liberale come noi. Ma io mi preoccuperei di esserlo come voi. Perché c'è un problema di fondo che forse l'Europa deve indagare in maniera diversa dal passato, e cioè che noi siamo cresciuti intendendo la libertà come il fatto che non solo difendiamo il diritto nostro individuale, ma difendiamo anche i diritti degli altri, che altrimenti non c'è libertà. Probabilmente l'Europa negli ultimi decenni non ha dato occasioni di esprimere la libertà a tutte le persone che ci vivevano, e in particolare quelle che abbiamo richiamato anche qui, perché c'era bisogno di lavoro, perché c'era bisogno di giovani. E le abbiamo confinate, come è successo a Parigi, anche nelle bandiere, no? Fuori, eccetera, e non abbiamo dato occasioni. Ricordo che l'Europa sta invecchiando tantissimo e che invece il movimento terrorista islamico è molto giovane, e non a caso viene un'Europa a reclutare i giovani. Questo mi fa pensare che forse l'Europa non riesce a dare occasioni alle generazioni che pur sono state chiamate qui sotto l'alea della libertà. È debole la religione o la politica in Europa? È debole l'Europa, è debole l'Europa, è debole la politica, è debole la politica. È debole la politica. Noi non possiamo pensare che lo sviluppo delle opportunità per le nuove generazioni che frequentano la nostra terra libera sia la politica della Merkel. È impensabile. Aziz, ma queste vignette che erano state pubblicate, in qualche modo, secondo lei, erano delle vignette che se la sono cercata, troppo provocatorie, al di là che un attentato, una strage è in ogni caso da condannare al 100%, ma entrando un attimo anche nel merito. Allora, guardi, onestamente spero che non venga malinterpretato. Allora, è quello che io sono per il sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione e di tutte, insomma, la cultura liberale, la cultura europea, quella della libertà di espressione. Ma attenzione che qui abbiamo oltrepassato il limite. Io suis Charlie per condannare quello che è successo a loro, perché sono stati uccisi con vigliaccheria, con crudeltà. Ma non sono Charlie quando la mia opinione, consciamente, io sono conscio di ciò che sto dicendo, provoca dei danni, diciamo così, nell'immagine di una persona che molto, diciamo così, stimato, molto benvenuto, venne riconosciuto come profeta. Lì non è stata solo la libertà di espressione, è la volontà di colpire i simboli. E mi prima ricordare che Charlie, questa rivista che ormai ha la ribalta dell'informazione dei mass media come il paladino della libertà. O come Gran Business, perché stanno stampando adesso i libri giornali. A milioni. E infatti, io guarda, davvero mi dispiace che viene speculato su questa roba qua, però purtroppo è un dato di fatto che adesso hanno avuto una risonanza mediatica che l'avrebbero sognate, però hanno pagato con il sangue, per l'amor di Dio. Ma lasciamo stare questo. Io dico, la perseveranza nell'andare a continuare su una strada che sai perfettamente che la tua azione suscitano, non dico diffidenza, ma colpiscano la fede di una persona. Non solo di una, ma di 1,7 miliardi di persone a livello mondiale. Allora, la volontà è quella di andare a, diciamo così, a demolire un simbolo. L'hanno fatto contro la comunità ebraica. Erano vignette. Perché il ragionamento suo, facendo attenzione a non equivocare quello che ha detto, sotto molti aspetti è condivisibile. In che senso? E ti pare ancora più strano che lo dica io. Io personalmente quella vignetta non l'avrei fatta. Però è impensabile, detto ciò, è assolutamente non sproporzionato. È da condannare assolutamente, l'atto è ovvio. Certo, ma è un po' come dire, una persona che in Italia bestemmia a me dà fastidio. E lo prego di non bestemmiare, perché è un'offesa nei miei confronti, nei miei sentimenti religiosi. Però è indubbio che se io dovessi non dico uccidere, ma dare un pugno a uno che bestemmia è sproporzionato, è impensabile. Verissimo. Perciò l'importante è capire che quell'atto è non sproporzionato, è disumano. Ma quell'atto, poi ti dico, altri aspetti ancora sono i diktat di certi leader religiosi, perché non ne parleremo adesso, ma che
appartengono indubbiamente a una cultura. Quando non abbiamo la capacità di distinguere appunto da legge religiosa a legge invece cogenti nei confronti di tutti i cittadini, accadono quelle cose che accadono adesso, che leggiamo oggi e ieri. Cosa dice la religione musulmana rispetto a chi offende il profeta Maometto o comunque il Corano? Va punito con il sangue? No, allora, la religione islamica non autorizza nessuno a uccidere nessun altro umano. Uccidere un essere umano, dettiamo proprio del Corano, e sarei l'ultimo a parlare a nome del Corano, e non mi sento né rappresentare la fede islamica né, diciamo così, né sono teologo di professione, però ciò che mi hanno insegnato i miei a casa, che la vita è il valore assoluto, e il Corano dice che uccidere un essere umano è come uccidere tutta l'umanità, quindi un atto, ricorrere alla violenza è condannato senza se e senza ma. Io vado oltre, quello che dico non me ne voglio, insomma, non voglio che quello che sto dicendo sia un atto di censura contro quello che hanno fatto. L'hanno fatto, la mia migliore risposta sono due strade: o rispondo con la vignetta, perché l'arma che è stata usata è la vignetta, io rispondo con altrettanto vignette, oppure io non compro un giornale, ma non vado a uccidere una persona. E questo è proprio la linea di massima, quello che penso. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo. Ok, grazie. Bene, allora eccoci ritornati in puntata. Martinez in conclusione del blocco invece diceva che non concordava con quanto dicevano gli altri due ospiti, ovvero le vignette non andavano secondo lui censurate o quantomeno richiamate. No, io non credo. Diciamo che parto da un ragionamento molto laico. In Italia queste vignette qui non sarebbero state mai fatte. Per una ragione di cultura religiosa particolare. La Francia ha un'altra cultura molto profonda che viene dalla rivoluzione francese, molto più laica della nostra, che dice che quello che non è scritto sulla legge si può fare. E quindi di conseguenza i cittadini si organizzano in maniera anche da avere delle vignette di quel tenore e anche di quella trasgressione così violenta. Quindi io quando ho scritto Je suis Charlie lo scrivevo a pieno titolo, nel senso che anche se io stesso non sarei stato capace di fare una vignetta del genere, non mi sento di condannare per niente quello che era fatto. C'è il rischio, ripartiamo da Ziberna, c'è il rischio del jihadista della porta accanto in Italia? Ancora no, però domani sarà, per capirci. Se dovesse capitare davvero, noi abbiamo ancora un'asticella di allarme sufficientemente basso ancora. Perché so che a breve brucio il PD, che a breve se dovesse capitare, organizzano un convegno su questo tema. Visto che, come dicevo prima, la premessa mia prima, comunque io ho la percezione, è indubbio che siamo in guerra, ma ancora questo non è percepito dall'opinione pubblica, ancora è percepito come un incidente accaduto, un attentato terroristico, come è accaduto altrove, a Madrid, ma è un attentato. Nel momento in cui questo attentato dovesse avvicinarsi e dovesse allora sì accadere, nel momento in cui dovesse accadere a Roma piuttosto che in un'altra città italiana, in questo momento l'Italia, se diventa perciò un oggetto attacco del terrorismo islamico, senza dubbio c'è il rischio lo diceva mi pare anche Martinez prima, c'è comunque una componente molto giovane in queste frange terroriste, in alcuni gruppi jihadisti, il fatto stesso che dove a Londra sia stato fosse un rap, no? Ecco, come mai è da parte dei giovani questa attenzione? Ma io penso che comunque dipenda tantissimo anche da quello che ti insegnano a casa. E purtroppo anche i bambini, fin da piccoli, hanno una visione della religione un po' distorta. Magari a casa anche chi non ha letto mai neanche una pagina del Corano insegna ai bambini dei principi che non sono scritti nel Corano e sono completamente sbagliati. E quindi il bambino cresce con questa convinzione che alcune cose si possono fare. Tu puoi difendere il Corano con il sangue quando non è appunto... Tu ti senti offesa da alcune vignette, tipo quelle che erano state pubblicate, che in qualche modo ironizzavano sul Maometto? Ma io sì, ma mi sento offesa anche da una bestemmia, appunto, non perché faccio parte della religione perché sono musulmana. Anche quando qualcuno bestemmia, appunto, come diceva prima Ziberna, comunque mi sento offesa. Sì, però una cosa è il cattolico che si sente offeso dalla bestemmia, ma finisce lì, un conto è... Non il cattolico, proprio il fatto che venga toccata la religione per fare dell'ironia. No, allora, io voglio dire un concetto che diceva prima il dottor Ziberna: siamo in guerra, è ovvio,
evidente, ma non siamo in guerra occidente contro fondamentalisti islamici. Io ho un altro punto di vista, interpretazione di questo, perché sto viaggiando moltissimo, vedo il clima che respira nel Medio Oriente, il Nord Africa e i paesi del Golfo. È una guerra tutta interna al mondo islamico, è tutta interna tra quella frangia estremista che vuole collocarsi, e guarda il primo atto che cosa hanno fatto? Hanno autoproclamato uno Stato islamico, il confine tra l'Iraq e la Siria. E la guerra che c'è in atto adesso, è ovvio che ricorrono verso i giovani, ma è una mala interpretazione, ma è strumentalizzata da parte di questi fondamentalisti. Prendano la bandiera dell'Islam perché fa più leva, fa più presa sulla fascia più ignorante della popolazione, sulla fascia quella più disagiata. Quando lo offre a una persona 3.000 euro a settimana per andare a combattere in Siria, è ovvio, davanti a una crisi economica, qua in Europa che 3.000 euro farebbero gol a chiunque. Figuriamoci in altri paesi dove 3.000 euro sono una fortuna, ok? E fanno questo tipo di reclutamento dove l'impadronirsi della risorsa petrolifera è il motivo principale. Andiamo a vedere il confine tra la Siria e l'Iraq adesso. La guerra tra l'ISIS dell'Iraq e il Mossad, quello che si trovano in Siria, perché gli iracheni chiedono, quelli che sono insediati in Iraq, chiedono ai siriani maggior trasferimento dei soldi del derivato del petrolio. E cosa fanno? La bandiera che mettono sopra, perché tu non interpreti bene il Corano. Allora scusatemi, io qua ho un errore di fondo che vedo adesso spesso, e l'Occidente sta dando credito e mette in evidenza e risalto tutti coloro che sono estremisti, che esprimono un sostegno, un'approvazione, una condivisione delle atti che vengono fatte. Ma non scusami Marco, non stiamo dando spazio, risalto e informazione corretta dalle stragrande maggioranza delle istituzioni islamiche, delle persone istruite e sono islamiche che condannano senza questi attentati, e addirittura fanno delle conferenze per scardinare quel messaggio lì e, diciamo così, il confronto aspro proprio in base al Corano. Martinez, il rischio della jihadista dalla porta a fianco? Ma questo è un problema che si deve porre l'Europa nel suo complesso, e quindi anche noi, non è che siamo esenti da questo. Certamente, come diceva Rodolfo... Ok, la Lega cavalca molto, dice un sacco di no, questo non è sicuramente vero. Potenzialmente potrebbe essercene uno. No, sì, certo, potenzialmente ce n'è sempre uno, un terrorista possibile, esiste, però adesso mi pare che si capisca anche come funziona, salvo adesso magari sapere anche cosa dice Sam. Il reclutamento è abbastanza preciso, a differenza delle altre situazioni che abbiamo vissuto nel passato. Questi qui vengono chiamati in teatri di guerra ad allenarsi a fare la guerra. Questo prima forse non era proprio così, per cui i movimenti di queste persone evidentemente dovranno essere studiati dal territorio europeo in maniera molto diversa dal passato, quindi impone un'intelligence diversa da questo punto di vista. Però se il meccanismo è quello di andare a cercare i fanatici in Europa che sono possibilmente disponibili ad andare a provarsi nei territori di guerra con quel messaggio terroristico, può succedere ovunque, quindi dobbiamo essere tutti bravi a fermare questo tipo di fenomeno intanto. Dopodiché, come dice Sam, la stragrande maggioranza dei musulmani sta subendo questa roba qui. Allora anche questo da parte nostra, i messaggi che arrivano da certa destra come la Lega Nord sono assolutamente nella direzione dei terroristi, al contrario, cioè alimentano quel terrore che fa sì che qualsiasi persona diventa un pericolo, e questo è quello che vogliono, secondo me, dal punto di vista, chiudo, è quello che vogliono i terroristi. Visto che comunque io sono convinto personalmente che una cellula deve avere comunque del sostegno. Questo sostegno lo trova nelle persone che sono più affini culturalmente, religiosamente, etnicamente. Perciò nel momento in cui noi dovessimo trovarci ogni giorno sul giornale un terrorista preso grazie alla comunità di Milano, di Torino, di Amsterdam, di Londra, di Parigi, in continuazione uno dice bene, effettivamente questo è un corpo estraneo all'Islam, e dell'Islam, grazie all'Islam noi siamo riusciti ad evitare questo. Non è un po' utopista l'idea che da dentro l'Islam ci sia questa caccia al terrorista? Ma deve esserci. No, però scusatemi, allora forse in casa nostra qua in Europa non è evidente, non è marcato, ma basta andare nelle vere, diciamo così, zone di guerra tra fondamentalisti islamici.
io mi preme ricordare che la prima ondata di violenza nacque in Egitto dal 1981, quando uccidono il presidente Sadat, e da lì ha proseguito e le prime vittime, come diceva Enzo prima, le subiscono gli islamici stessi, solo che diamo risalto al fatto di Parigi, dimenticando il 2500 persone nigeriane uccise lo stesso giorno per mano del Boko Haram in Nigeria, ma non ha avuto la stessa risonanza mediatica perché erano musulmani. Allora, le vittime sono tutte vittime e i terroristi hanno un nome e cognome, sappiamo dove prenderle. Ma io dico, attenzione a non generalizzare, perché facciamo esattamente quello che diceva Enzo, facciamo il gioco del terrorista, perché quando vanno a reclutare la fascia più debole, anche qua nella porta accanto nostra, che è un rischio concreto, e guai a noi abbassare la guardia, come succede nei paesi islamici, la segnalazione, il rapporto stretto con la forza dell'ordine, la reazione della società civile, l'indignazione e il rifiuto da parte della comunità islamica c'è, ma guai a noi a continuare a definire gli islamici sono tutti terroristi, perché questa è la prima cosa, che le vengano detti a loro da parte dei terroristi o un potenziale guerriero o un potenziale combattente. Le dico, vedi come vi trattano di là, vedi come vi considerano, vedi che non hanno nessun rispetto per il profeta Maometto, vedi che continuano la perseveranza offesa nei confronti della nostra religione e continuano a pubblicare la vignetta satirica. Avete mai visto una vignetta satirica islamica contro Gesù o contro Mosè? Avete mai visto una vignetta pubblicata sul giornale nostri arabi contro il Papa Francesco? No, non succedono queste date. E ovviamente magari non avete molto humor, però. Sono minacce di morte, peggio. Diciamo che, non c'è grande humor in quei paesi. Guardi, allora ti invito a venire con me a viaggiare e vedrai quanto si diverte di là. Lasciamo perdere, Marco, battuta a parte, ma comunque ti garantisco il divertimento garantito, insomma. Ma senza allora l'umore c'è ovunque. Allora, io voglio cercare di comprendere lo stato d'animo che è la stragrande maggioranza. Io comprendo la paura, non condivido assolutamente la non partecipazione da parte della rappresentante della comunità islamica a Udine a questa trasmissione, a tutta l'altra trasmissione, perché la parola e l'opinione vanno combattuti e vengono spiegati con l'opinione. Desertare una trasmissione non condivido, ma non condivido altrettanto che la comunità islamica adesso è ci ricorda una vicenda orrenda dell'11 settembre e ha vissuto per parecchi anni come messa sempre sul banco dell'imputato, che io devo dissociarmi sempre di un atto che non l'ho fatto, non l'ho commesso, non ho mai pensato, che io devo prendere a distanza di azione che altri l'hanno commesso, come io chiedessi a tutti i cristiani di dissociarsi dei preti pedofili negli Stati Uniti d'America o di quelli che hanno fatto l'Inquisizione o di un mafioso che ha sciolto il bambino nell'acido. Abbiamo visto questa immagine raccapricciante di un bambino di 10 anni che prende la pistola e uccide 2 persone, e questa è la paura che io vedo, ma non lo faremo mai da soli, isolando la stragrande maggioranza, come diceva prima, della comunità islamica. Dobbiamo rimpoccarsi la manica insieme, dialogando e evidenziare tutte le lacune e tutte le difficoltà che hanno queste bandite, perché non sono altro che mercenari del XXI secolo. Il nostro dovere non è essere odio, ma creare ponti e dialoghi andando fino in fondo della ragione, Martinez, senza immaginare la persona. L'Italia è un paese a rischio, secondo voi? Assolutamente sì. Siamo senza dubbio un paese a rischio, proprio perché non soltanto, ma prevalentemente perché ospita, tra virgolette, il Vaticano, che ha una forte, ha una forza in termini di icona, di una forte immagine e conseguenza che potrebbe avere l'indotto, cioè, come simbolo per questo. Però dico, sì, però io non credo, ripeto, più di altri stati. Credo che quello che è successo a Parigi insegna nell'immediatezza moltissime cose, quindi immagino che l'intelligence generale europea sia capace di una reazione. Certamente noi, avendo il capo della religione monoteista così importante in Europa, è uno dei bersagli, credo, maggiormente appetibili, però per raggiungerlo non sarà così facile. Certamente tutti noi dobbiamo tenere grande attenzione, dobbiamo sollecitare il meglio e non il peggio, come diceva Sam, anche nei confronti di coloro che in questo momento soffrono questa cosa, che sono certamente anche la comunità degli islamici per bene, che sono la grande maggioranza. Anche lei è d'accordo sul fatto che la Lega esasperi questo c'è questo rischio. Sentimento?
sì, c'è questo rischio. Devo dire che è stata anche la disciplina culturale degli ultimi 20 anni, almeno da quando io frequento la politica in maniera più assidua, dire che lo straniero, l'islamico, porta via il lavoro, costa troppo, porta malattie, è terrorista. Qualcosa c'è però di questo. Certo, ma il problema non è... Sì. C'è qualcosa di questo? Sì, Oppure... attenzione se c'è una cosa e c'è qualcosa. L'altro errore... Una cosa, e pensare che tutto sia così. Questo, questo è l'errore. Ma di fatto, noi, per quanto riguarda, che è un problema completamente diverso, che non c'entra con il terrorismo, quella dell'immigrazione, che sono due cose completamente diverse, anche se certamente agevole perché trova delle sacche di povertà dove poter attingere. Ma sono due cose diverse. Noi non ci siamo mai, in tutti i miei comunicati, interpellanze, interrogazioni, non abbiamo mai preso come oggetto l'extracomunitario, che perciò non è stato islamico, può essere di tutte le religioni, l'extracomunitario che giunge in Italia, ma quelle persone, quegli interessi che alimentano e agevolano questo flusso di persone. Perciò non è, alla fine l'extracomunitario è l'anello più debole. Certo. È indubbio che o noi fermiamo questo flusso, ma è una constatazione, cioè il quasi 50% delle persone nelle patrie galere sono extracomunitari, perché non sono messi nelle condizioni di avere un reddito di... Obbedisco. Eccoci tornati. Aziz, essere musulmani o comunque arabi a Udine costituisce una discriminante per quanto riguarda le opportunità sociali, lavorative? No, io personalmente, se parlo a titolo personale, non l'ho mai vissuto, non l'ho mai visto, a parte che qualcuno, qualche deficiente ignorante, le vede. Questo succedeva anni fa, ma grazie all'accoglienza, alla cultura della società udinese e friulana in particolare, che non ha mai avvertito ciò. Il problema, ripeto, mi collego diciamo così, all'oggetto della trasmissione, è il linguaggio che viene usato da certe forze politiche. Quando Salvini fa e dice che siamo in guerra contro l'Islam e generalizzando siamo in guerra contro tutti i musulmani, io semplifico e faccio forse anche un esempio, lo dissi a Salvini ieri durante un'altra trasmissione, durante una mittente televisiva. L'ho fatto notare che questo linguaggio, io potevo anche fare il cattivo nei suoi confronti dicendole allora sai cosa c'è? Tutti i leghisti sono ladri, perché se tutti i leghisti sono come Belsito, come la famiglia Bossi o tutti i leghisti sono detentori dell'aula falsa in Albania è troppo facile, ma io non l'ho mai detto, non l'ho mai sognato. Allora, se le colpisci nel personale, le capiscono. Mi piacerebbe molto capire cosa ne pensano i leghisti, quale tipo di soluzione dare, cosa vogliono e come vogliamo affrontare e finalmente seriamente l'onda migratoria che subisce questo nostro paese, perché non può essere un problema solo italiano, ma non può essere altrettanto, rimandiamolo indietro, perché Salvini e compagnia briscola dimenticano che la stragrande maggioranza di questi soggetti, di queste persone, di questi esseri umani che giungono alla nostra costa, arrivano di teatri di guerra, arrivano dalla Siria, arrivano dall'Iraq, arrivano dalla Libia, arrivano dal Pakistan, arrivano dall'Afghanistan, che sono tutti territori di guerra. Allora, o comprendiamo finalmente la natura di questo fenomeno e come affrontarlo, o diversamente continuiamo così a fare come lo struzzi, a nascondersi la testa nella sabbia, senza mai affrontarlo, non ne usciremo fuori e ne vedremo sempre degli scontri di secondo lei in futuro molto lontano, è possibile che si riesca a raggiungere un compromesso o una civile convivenza con le due culture che comunque sono completamente diverse? Una cosa è la convivenza tra le due culture, che ci mancherebbe altro. Il nostro paese è culla di non due, di decine e decine di culture. Altra cosa invece questa guerra che c'è. Come dicevo, in Europa e in Italia la si combatte insieme alle comunità islamiche. Però lei Ziberna è furbacchione, perché lei da una parte dice vogliamoci bene a Modena. No, ma poi non dico adesso. Ha detto 8 volte la parola guerra, no? Ho capito, però vuol dire è un po' difficile, no? Perché io non sono un guerrafondaio, però per me l'Europa necessariamente, se noi vogliamo distrarre risorse e persone dal resto dell'Occidente e sottrarre queste risorse perciò all'ISIS, per me non c'è altra strada che riuscire a creare un esercito europeo che a fianco di quello statunitense e a fianco di Putin, perché noi dobbiamo cessare di... islamico c'era anche prima dell'ISIS, adesso non è che sia l'ISIS. C'è misura e misura, però naturalmente c'è misura e misura. Non aveva mai proclamato uno Stato? Non aveva mai proclamato uno Stato? Lo Stato tra Iraq, Siria, quella parte in Libia, in Niger, questo qui è da pochi anni. Martinez, è giusto usare l'espressione guerra, come dice Ziberna? Beh, intanto i terroristi usano questo termine perché ne stanno facendo un prodotto della loro cultura. Sta dando del terrorista Ziberna adesso. No, condivido quello che ma la jihad dice della lui. guerra
Perché No, significa sforzo, però è tradotto come guerra, l'esagiato. Diciamo uno scontro molto aspro, molto violento. Cosa? Ma guerra lungi da noi, produzione. insomma, perché guardate, per fortuna che l'Europa non ha vissuto negli ultimi anni, a parte la guerra dell'ex Jugoslavia, una vera guerra, ma le guerre sono completamente diverse, le parole hanno anche un peso, hanno un significato. Non c'è un atto, una guerra, perché non c'è un scontro tra due eserciti. Ovviamente c'è una frangia estremista molto crudele, molto ben addestrata, molto ben armata, che combatte una loro guerra, ma che noi abbiamo... Perché se dovessimo venire fuori a capo che queste persone sono state mandate da uno Stato, finanziate da uno Stato, allora sì, è un atto di guerra. Da un imam sicuro. Però attenzione, anche lì facciamo una distinzione, e la cultura islamica non ha, diciamo così, il dettame del cristianesimo, non c'è l'ufficializzazione di che ti do questo titolo e perché sei preparato a farlo. Noi siamo pieni di autoproclamati, siamo pieni di persone che si... Aziz, favorevole o contrario al velo? Al velo integrale, al niqab, assolutamente contrario, assolutamente. Io devo riconoscere la persona con cui sto parlando. Arabi favorevole o contrario? E l'Islam... Udine al velo. Al velo come si chiama il velo? No, allora, il velo è la copertura del... Al burka. No, al niqab e il burka. Io Sì. no. Contraria? Sì, sono contraria, sì. Ok. Però attenzione, l'Islam non autorizza questo e questa è una mistificazione e malinterpretazione. L'Islam ti obbliga alle persone a far riconoscere, addirittura dice il viso deve essere riconoscibile, le mani e la testa, i piedi. Okay? Addirittura per la preghiera non è che ci copriamo il viso. Mai è giusto? successo. Come il cristianesimo, quando dice a una donna, le invita, entri in una chiesa, deve coprire il capo, ma le deve solo coprire, non deve mascherarti. Ma anche in molti paesi islamici è mal visto il burka comunque. Ma certo. Ad esempio in Marocco il burka è ancora... Ma perché l'immagine... Martinez vorrà dire qualcosa? No, volevo precisare che al di là dei termini specifici che noi possiamo usare, credo che l'attacco che è stato sferrato a Parigi sia un attacco pensato, immaginato, strutturato, organizzato. Quindi diciamo, da quel punto di vista, dal punto di vista di chi immagina uno Stato islamico, per quanto farneticante, parliamo di una guerra che cerca di organizzare anche facendo appunto quel lavoro che dicevamo prima, che sono i proseliti per avere giovani europei che vanno lì, perché quelli che sono nati lì, per quanto di origine musulmana, per me sono europei, sono parigini, sono italiani e ci sono anche italiani nati in Italia, mai stati musulmani, che si fanno prendere da questa cosa. Quindi noi diciamo, possiamo anche usarlo tra virgolette, ma dobbiamo usare tutti gli strumenti per contrapporci a chi pensa di fare una guerra contro di noi. Quindi questo parte da tutti i punti di... 5.000 in tutta Europa queste persone a rischio. 5.000 persone se sono riconosciuti, allora schedati, scusami, 5.000 si stima da fare. quasi 5.000 persone che potrebbero essere utilizzate in queste guerre. Come si fa? Ma Sono purtroppo tante, l'egoismo di alcuni stati, la gelosia di scambiare delle informazioni ci ha portato a questa strada, perché le segnalazioni sono arrivate dai servizi segreti americani e algerini. La situazione europea, non c'è una vera Unione Europea. Ma noi abbiamo monetaria e economica, tutto il resto di una vera unione, gli Stati Uniti d'Europa, io ho vissuto nelle States, nell'America per 6 mesi, so cosa vuol dire essere americano, io non vedo ancora il collante, l'ideologia e il patriottismo che hanno gli americani quando parliamo di Europa. Più europei di noi, che ci facciamo dire dalla Merkel, quali sono i nostri ministri, i presidenti di consiglio? Allora questa è sudditanza, non è europea, questa è sudditanza. Condivido il sottoscrivo. Sì, purtroppo, però insomma mi piacerebbe che l'Italia... E condivide anche lui, purtroppo, per questo a noi veramente manca il collante, manca quel terreno, la condivisione di una cultura europeista, di sentirsi tutti europei, non italiani, spagnoli, francesi, a seconda della convenienza. Ci manca questo e le facciamo soltanto con una piena consapevolezza che uniti siamo più forti, non singolarmente per interessi individuali riusciamo a uscire. La responsabilità, diciamo così, è individuale, ma l'azione deve essere collettiva. Questo sì, azione di intelligence, coordinamento, schedatura. Nella moschea si predica l'Islam, ovviamente deve farlo in lingua italiana, deve sapere cosa c'è. È una misura insomma che ci mette al riparo e scardinare questo sentimento Udine di c'è il insicurezza. cimitero islamico?
Sì, c'è il cimitero islamico. È stata una battaglia, no, per ottenerlo? Sì, è stata una battaglia e grazie al coraggio del sindaco Onsel nel 2008 è stata fatta, ma basta chiedere a qualsiasi... Cosa si distingue il cimitero islamico? Nulla, soltanto il tipo no, da dove guardano ad esempio? Sì, dove venne rivolta la bara verso la Mecca è nulla di diverso. Ed è vero che devono essere nella terra? Sì, però attenzione, all'inizio sì, la sepoltura avveniva direttamente così, ma adesso... Per norme igieniche? No, per non contaminare il... Sì, norme igieniche? Sì, norma igienica sanitaria, si mette dentro la bara e si lascia solo leggermente aperta, ma questo avviene in tutto il paese islamico, insomma ma non si fa più la sepoltura, quella sul fianco e tutti... Non sono esperto in materia, mi perdoni, chiedo venia, non ho mai assistito, non so, però io mi ricordo questa... E guardi, ti ringrazio di aver portato questo esempio, perché io mi ricordo, vi ricordate le fiecolate che fece Borghezio, che è un paladino della libertà e dell'intelligenza europea, che condivide addirittura alcune delle ideologie dell'attentatore che ha fatto a Norvegia, che ha ucciso 700 bambini, 70 bambini. Allora, no, per dire, noi abbiamo assistito a fiacolata, abbiamo assistito all'armismo leghista, di matrice leghista, con Fontanini, compagnia Briscola, fiacolata e l'invasione islamica, sarà pieno di islamici lì a pregare, a portare roba, a mangiare, insediamenti. Diciamo così, il cambio, l'area destinata alla comunità islamica per la loro sepoltura esiste da 5, 6, 7 anni adesso, non abbiamo... Tu al direttore mi chiedevi se esiste o meno, vuol dire che non abbiamo avvertito a questo tipo di pericolo e non si è mai manifestato a distanza di 7 anni, quindi vuol dire che una convivenza, una possibilità di dialogo c'è e i fatti li smentiscono qualsiasi tipo di allarmismo, insomma. Quanti islamici ci sono a Udine con cittadinanza italiana? Allora, io i dati che ho del Ministero dell'Interno, fino al 2012 noi abbiamo in Friuli 2.700 persone di provenienza di paesi islamici che hanno la cittadinanza. Non so, non sono al corrente di quanti siano residenti nella città di Udine, però una buona fetta sì, e continuano a aumentare. Poi c'è una restrizione per la seconda generazione, l'accesso alla cittadinanza, e quelle che sono nate in Italia a 18 anni come possono ottenere la cittadinanza, è un capitolo che è abbastanza interessante se vogliamo, lo possiamo affrontare, ma adesso non posso darti dati certi, io so il numero esatto a livello della provincia di Udine. Basta vedere, noi abbiamo 2 luoghi di culto, no, nella città di Udine. Sono frequentati maggiormente il venerdì, che è la giornata diciamo così, santa degli islamici, ma per il resto della settimana sono molto meno frequentate, perché c'è una cultura, io sono convinto, parlando con amici e conoscenti, c'è una cultura laica della comunità islamica che abbiamo qua, una cultura molto aperta mentalmente. È ovvio che guai a noi abbassare la guardia. Devo interrompere perché... Sì, perché io vi saluto, andiamo in pubblicità, ringrazio Ringraziamo noi, salutiamo. Rudy Ziberna, Enzo Martinez e Osama Ziz. Grazie a voi per l'ospitalità. Bene, buonasera e benvenuti alla parte finale della serata, la parte con l'ospite importante che avevamo preannunciato. In realtà sono 2 gli ospiti importanti, o evidentemente 3 per chi può vedere chi mi affianca questa sera, ovvero Ambre Sissi, un'amica che è venuta ad aiutarci questa sera, che da questa sera inizierà a condurre assieme a noi il Perbenista. Buonasera. Ospiti di questa sera sono Magdi Cristiano Allam, editorialista del giornale, un personaggio che sicuramente non necessita di presentazioni aggiuntive, e assieme a lui è venuto a trovarci, ha accettato il nostro invito e lo ringrazio infinitamente, il direttore del Messaggero Veneto, Tommaso Cerno, giornalista che ancor meno necessita di presentazioni. Allora io partirei brevissimamente con la lettura inedita per Magdi Cristiano Allam di una lettera che ci è stata inviata dall'Associazione Comunità Islamica Al Salam di Udine. Noi avevamo invitato un rappresentante della comunità a partecipare alla trasmissione, ma ha declinato, seppur cortesemente, devo dirlo, l'invito. Ma c'è un passaggio che mi ha particolarmente incuriosito e che volevo con questo passaggio iniziare la trasmissione e sentire subito un commento anche di Magdi Allam, poi si interfaccerà con Tommaso Cerno. Allora dice, ecco qui, nessuno di noi se l'è sentita di partecipare, parla ovviamente della comunità islamica,
me compreso, alla trasmissione, perché in questo momento c'è troppo clamore sull'Islam e se ne parla troppo. Siamo intimiditi, disorientati, ci sentiamo messi sotto una lente di ingrandimento e qualsiasi cosa si faccia o non si faccia siamo oggetto di critiche. Si parla dell'Islam perché è di moda, perché fa audience, perché per altri si tratta invece di una ghiotta occasione per raccontare e per raccattare qualche voto in più alle prossime elezioni. Noi vogliamo tenerci defilati a tutto questo, vogliamo vivere in tranquillità. Certamente assurdo fare una trasmissione sui musulmani senza la presenza almeno di un rappresentante. Devo dirlo che Ambra, tu sei musulmana? Sì. Ecco, quindi l'abbiamo bypassato. Ma non capiamo nemmeno il perché di una trasmissione. Perché dovremmo parlare e di cosa? Come se dovessimo giustificarci di quello che succede nel mondo. Siamo una piccola comunità che vive... Poi c'è il passaggio dove volevo arrivare io, dice, ribadisco la situazione, ti faccio un esempio, a fine dicembre, molto prima dei fatti di Parigi, sul sito web di un giornale italiano, il Corriere della Sera, apparve la notizia di un attentato incendiario a una moschea in Svezia, che causò diversi feriti. Come forse sai, il lettore online ha la possibilità di esprimere il proprio sentimento circa la notizia pubblicata, ad esempio rabbia, soddisfazione e tristezza. Ebbene, l'82% dei lettori erano contenti di questa notizia. Ti rendi conto? L'82%. Ci chiediamo come mai nella nostra Europa sia potuto accadere una notte dei cristalli. E poi alla fine dice, ti confesso che quando mi reco nella nostra sede della nostra associazione qua a Udine, mi guardo intorno con sospetto perché non mi sento più tranquillo. Ecco, quindi in qualche modo sembra ribaltarsi in qualche modo la situazione e sono loro stessi a dire abbiamo paura di quello che sta accadendo. Ma Mahdi Alam, cosa sta accadendo? Ma parlare di Notte dei Cristalli, della Notte dei Cristalli, come se gli islamici fossero oggetto di una persecuzione in Europa è davvero singolare ed è un capovolgere la realtà. Cioè noi siamo qui perché il 7 gennaio c'è stata una efferata e criminale strage a Parigi contro la redazione di un settimanale satirico. Il 9 di gennaio c'è stata un'altra strage in un supermercato ebraico di Parigi, ci sono stati 2 poliziotti, anzi 3 poliziotti assassinati, compresa la poliziotta che è stata assassinata l'8 di gennaio. Ed è per questa ragione che siamo qui e stiamo, come dire, prendendo atto che è successo qualcosa di epocale il 7 gennaio, e cioè che per la prima volta l'Europa viene concepita come terreno della guerra santa islamica, dove i terroristi sono cittadini europei. Le vittime del terrorismo sono anch'esse cittadini europei. Cioè questa è la svolta epocale che ha fatto sì che 50 capi di Stato abbiano partecipato domenica scorsa ad una manifestazione oceanica a Parigi. Intervistato prima di lei nel blocco precedente, Rodolfo Ziberna, che è il vice capogruppo di Forza Italia in regione, ha detto che bisogna prendere atto che oramai siamo in guerra. È stata un'espressione forte secondo lei quella che ha usato? No, che siamo in guerra è un'espressione che ha usato anche Papa Francesco già qualche mese fa e l'ha definita la terza guerra mondiale. È assolutamente corretta. Io aggiungo che è una guerra mondiale che ha, come dire, 2 fronti. C'è questo fronte che attiene ai valori e che concerne la società e dove la problematica principale è appunto il terrorismo islamico, che sull'altra sponda del Mediterraneo sta perpetrando un vero e proprio genocidio dei cristiani, di altre minoranze etnico-confessionali e degli stessi musulmani, che non si sottomettono al loro arbitrio, mentre su questa sponda del Mediterraneo noi oggi dobbiamo prendere atto che il nemico è in casa, è un nemico interno, è un nemico europeo, sono cittadini nati in Europa che hanno accettato solo la dimensione materiale della nostra modernità, ma che rifiutano in toto la dimensione spirituale, la dimensione dei valori, la dimensione dell'identità, la nostra civiltà. Ecco, in questo diciamo noi abbiamo una responsabilità. Tommaso Cerno, alcuni rappresentanti questa mattina, non della comunità ma comunque musulmani, dicevano che la Lega Nord sta ingigantendo il tutto. A tuo avviso la Lega Nord sta ingigantendo o effettivamente stiamo vivendo una situazione altamente drammatica e forse di guerra?
No, che siamo in una situazione di guerra è un dato di fatto, è una guerra, io parlerei della quarta guerra mondiale, nel senso che è più grande della terza che non c'è stata, perché non era immaginata. Nelle nostre guerre, faccio un esempio che mi ha colpito con forza, l'ostaggio nella guerra dell'Occidente in qualunque epoca è sempre stato sacro, no? Avevamo le convenzioni di protezione, oggi l'ostaggio diventa l'arma, l'esibizione della morte di un innocente indifeso vale più nel terrore mondiale di tanti bombardamenti dal cielo degli americani. Quindi tu hai il senso di averla già persa, per questo dico è la quarta. Noi stiamo facendo la rivincita di una guerra che abbiamo perso, che è la terza. Questa guerra è una guerra di idee che va contro due cose apparentemente lontane dall'Occidente, il cristianesimo e il laicismo e l'ateismo, che in questo momento sono vittime entrambe, e ognuno per propria parte le vive, di qualche cosa di estremo, di terzo, cioè la capacità di un altro pensiero che non ha avuto l'illuminismo, anche quello cruento per essersi compiuto, che diventa nemico di qualunque pensiero, anche quelli che sono stati nemici per tutto un secolo. Quindi in questa quarta guerra, noi, lasciando perdere la Lega che diciamo ha il difetto di voler spiegare al Papa come si è cristiani, ecco, diciamo c'è un eccesso in alcune posizioni, però nel tema delle paure che tocca, anche se la sua elaborazione politica a volte è strumentale, tocca un punto profondo. Chi è occidentale oggi nel senso della democrazia, cioè dice quello che pensa, perché poi la sintesi dell'Occidente è questo, deve avere paura. Chi dice che non sta succedendo nulla o che ha compreso ciò che sta succedendo mente. C'è chi mente perché ha intenzione di proseguirla questa guerra, e c'è chi mente perché è nato in una parte della storia dell'umanità in cui sembrava che non si doveva più aver paura di niente, perché finita la seconda guerra mondiale è sembrato tutto controllabile. L'Occidente e l'Italia hanno il difetto di pensare che qualunque problema è facilmente risolvibile con la banalità dell'accoglienza intesa in senso generale o della esposizione di simboli come il calumet della pace. Ecco, oggi invece noi dovremmo andare ad attingere alla nostra cultura più profonda, che è quella di dire che abbiamo paura e di manifestare la diversità del nostro pensiero, che è ciò che l'Occidente ha conquistato, e vivere questa guerra sapendo che farà dei morti, come tutte le guerre. Ecco Tommaso, hai parlato appunto più volte di paura, di fobia. Cosa si prova in questo particolare momento, Magdi, a subire una condanna per islamofobia? Certo. È un po' un paradosso. Sì, è un paradosso perché sicuramente questo disgrega il fronte interno e introduce un'arma che è un'arma che non colpisce solo Magdi Cristiano Hallam, ma è un'arma che colpisce tutti. L'islamofobia sottintende il divieto assoluto di criticare la religione islamica in quanto religione. Ora noi, per nostra fortuna, abbiamo una Costituzione, abbiamo delle leggi che legittimano la critica alle idee, la critica alle ideologie, la critica alle religioni. Non è legittimo istigare al razzismo, individuare una persona nei cui confronti assumere un atteggiamento persecutorio. Questo è reato. Ma criticare una religione, cioè siamo in un paese dove tutti possono dire di tutto e di più nei confronti del cristianesimo, della Chiesa, del Papa, di Gesù Cristo, della Madonna e dei santi. Si vorrebbe introdurre un'eccezione riguardante l'Islam. Ecco, questa è la cosa veramente grave. Ricordiamoci che il 7 di gennaio 2015 giustamente è stato definito l'11 settembre dell'Europa, ma in realtà è qualcosa di ancora più profondo, perché se l'11 settembre del 2001 c'è stato un attacco al cuore simbolico della superpotenza mondiale, il cuore finanziario, il cuore militare, con l'attacco ad una sede del Pentagono e alle due torri gemelle ovviamente, il 7 di gennaio noi abbiamo avuto un attacco a quello che è il fulcro della nostra civiltà, cioè la libertà d'espressione. Questo è quello che è stato attaccato. Bisogna anche dire che oltre che musulmana sei comunque di padre francese, sì, quindi sì.
la questione Parigi ti ha particolarmente colpito? Sì, sicuramente sì, ma io vorrei capire, cioè, il suo punto di vista, nel senso, lei è d'accordo della libertà d'espressione in quel modo in cui l'ha fatto Charlie Hebdo e la sua redazione? Nel senso, se lei è d'accordo in quella modo, cioè, anche se è satirico, no? Se è d'accordo in quel modo lì. Se è stata eccessiva. No, sono totalmente d'accordo. La libertà non può essere condizionata. Noi possiamo, come dire, criticare nel merito una vignetta, dire che ci piace, che non ci piace, che è stata eccessiva. Un altro conto è legittimare l'uccisione dei vignettisti per ciò che hanno fatto. E bisogna dire ai nostri ascoltatori questo, che nell'Islam è tassativamente vietato rappresentare Maometto. Su questo sono d'accordo tutti i musulmani, moderati, estremisti e terroristi. Meno che mai è consentito irridere di Maometto. Quindi chi ride di Maometto, ma anche per taluni anche semplicemente rappresentare Maometto, commette blasfemia. E nella Sharia, nella legge coranica, la blasfemia viene sanzionata con la condanna a morte. Quindi i moderati in Francia, quelli della Grande Moschea di Parigi, quelli dell'UOIF, Unione delle Organizzazioni Islamiche in Francia, nel 2006 portarono in tribunale Charlie Hebdo con l'accusa pesante di blasfemia e nel 2007 Charlie Hebdo fu assolto da questa accusa. Ma il clima d'odio l'hanno iniziato i moderati in Francia. C'erano un giornale italiano avrebbe potuto pubblicare delle vignette come quelle di cui stiamo parlando adesso? Beh, adesso per fortuna le hanno ripubblicate. È dovuto morire l'autore perché in Italia si ripristinasse una tradizione che c'era, cioè quella della libertà che dice di Cristiano Allam, una libertà che in Italia ha avuto dei momenti molti anni fa in cui l'espressione era molto libera e molto vasta e che poi per un certo bigottismo italiano si è ristretta per autocensura, non per censura, per autocensura. E tu vedi che questa liberazione costata un martirio, che ti porta oggi a rivedere vignette così sui giornali italiani, ti dà un senso di respiro. Cioè noi adesso che siamo dentro una guerra respiriamo anche della vittoria che la libertà ci dà di vedere quello che noi stessi avevamo censurato. Cioè capiamo che l'errore più grande era non metterle. E quando tu guardi certi commenti dell'Italia qualunquisti su quello che sta avvenendo, capisci che il popolo di Charlie ha bisogno di una forza e di credere in qualcosa, anche di sbagliato, nel nome della difesa dei nostri valori, che non può confondersi con l'Italia degli 80 euro di Renzi, dove tutto è un tifo politico, dove tutto si risolve in 5 minuti, dove tutti gli italiani si sentono un po' il piccolo Loris, un po' i naufraghi della Concordia e un po' Charlie. Ma devono avere il coraggio di guardarle e di dire non le voglio, non le tocco, non mi appartengono, ma sono libere di stare davanti a me, come io di giudicarle. Ed è questa la differenza tra chi sta da questa parte della guerra e chi sta da quell'altra. E noi veniamo da una storia dove la rivoluzione francese non l'abbiamo fatta trattando con il re, l'abbiamo fatta sulla ghigliottina, dove abbiamo fatto delle guerre per la nostra libertà. Non è che non le abbiamo fatte, siccome pensavamo di non doverle fare più, oggi pensiamo che mettere un velo di cui non capiamo il senso, che potrebbe essere per assurdo più oltraggioso che rifiutarsi di metterlo, risolve il problema con un'area moderata la cui moderazione si manifesta in un'ulteriore censura nostra, cioè che non possiamo dire o fare qualcosa e allora stiamo perdendo da soli. E quindi non solo perdiamo contro gli estremisti, ma rischiamo di perdere anche contro i moderati. Quindi non esiste oggi modo migliore di dimostrarsi occidentali che giudicare brutte le vignette di Charlie Hebdo e combattere perché vengano pubblicate. Esatto. Tu sei Charlie? Io sono... Perché ho visto che su Facebook tutti i personaggi pubblici... Io non sono Charlie, si sono messi con la matita, non sono Charlie perché non ho la cultura di quella satira, magari mi mancherà, non sono un artista, ma certamente sarò sempre lì a dire che Charlie deve esistere, proprio perché non tutti devono essere loro, ma tutti devono garantire che loro ci siano. Cioè è un concetto talmente banale per un occidentale che sembra incredibile venga messo in discussione. È proprio per chi ha le idee contrarie alle mie che io mi batto
per il dibattito e per il dialogo, e sarebbe troppo facile battersi per quelli che hanno le mie. Certo, quindi proprio perché non appartengo a chi irride le religioni, perché le considero una parte, come dire, filosofica del ragionamento tra i popoli, e quindi non le irrido, così come non le professo, mi metto, metto lì a combattere perché loro lo facciano. Volevo chiedere da voi, allora, se, nel senso, questa libertà d'espressione, no? Se tutti noi vorressimo liberare tutte le espressioni che abbiamo, dire quello che vogliamo, non sarebbe troppo, nel senso, non possiamo dare c'è un limite alla libertà di espressione, dove comincia per esempio quella dell'altra persona. Guarda, rispondo prima io perché così conclude Magda Cristiano Allam, che vive anche una privazione di libertà materiale per le battaglie che fa, quindi è molto più, come dire, già in qualche maniera parte di una guerra che lui ha anche cercato di denunciare e spesso è stato irriso a sua volta, ma nessuno l'ha difeso come difende chi irride. Infatti. E il tema che tu poni è fondamentale. Io ti rispondo di no, la libertà non può avere limiti, nel senso che l'unico limite che ha costituzionale e in qualche modo del diritto naturale è proprio di consentire agli altri di averla. Dove tu poni il limite è la morte, cioè il limite alla libertà sono quei colpi che hanno ucciso quelle persone, quelli l'hanno finita, perché la libertà è capace di sormontarsi. Questa espressione che tu poni non lede il diritto di nessuno di pensarla diversamente. Certo. E non obbliga nessuno a condividerla, e non obbliga nessuno nemmeno a guardarla. Infatti, e non obbliga nessuno nemmeno a criticarla. Io da musulmana so e credo che, cioè, non credo al terrorismo, nel senso so che il vero credente non fa terrore, non si comporterebbe così, perché Dio è abbastanza grande per difendere il suo profeta. Io lo penso così. Però penso anche che comunque, se c'era una libertà d'espressione, che mi tocchi la madre e me lo disegni così, io mi arrabbierei. Non vado sicura a uccidere, perché non è, non è nella mia religione, però sicuramente... Oggi Papa Francesco ha detto che se qualcuno dovesse parlare male di mia madre gli darei un pugno. Questo è il Papa. Quindi ovviamente è un caso, come dire, limite. Un estremo. Ecco, io dico questo, che noi siamo per nostra fortuna uno Stato laico, dove le leggi, le regole, i valori devono essere tali per tutti. Cioè noi possiamo garantire la libertà di tutti nel momento in cui tutti operano all'interno di un medesimo contesto. Il problema insorge, e in questo noi oggi tocchiamo con mano il fallimento del modello di convivenza che in Francia hanno chiamato assimilazionismo, in Gran Bretagna e in Olanda multiculturalismo, ma sostanzialmente è la stessa cosa, perché ha creato gli stessi ghetti, ha creato lo stesso Stato islamico all'interno dello Stato di diritto. Noi dobbiamo assicurare che nessuno venga discriminato, ma che nessuno sia costretto ad autodiscriminarsi. Cioè noi non dobbiamo, come dire, concepire deroghe ed eccezioni ad altri nel nome di una presunta o reale specificità di un'altra cultura, di un'altra religione. Cioè questo è il problema che pone Un'ultima battuta per entrambi, partendo da Magdi. Esiste il pericolo del jihadista della porta accanto qui in Italia? Questa è una domanda estremamente importante e purtroppo denota un limite della comprensione della realtà del fenomeno del terrorismo islamico così come si è sviluppato da Osama Bin Laden in poi. Non è una struttura gerarchica quella del terrorismo privatizzato e globalizzato da Osama Bin Laden. Non c'è una catena di comando per cui è il generale che dà ordini e i soldati eseguono. È una realtà che rassomiglia invece a quella di una piovra con migliaia di tentacoli, dove ogni tentacolo è una cellula sostanzialmente autonoma, è una micro realtà fatta di pochi elementi e sono loro che decidono autonomamente il reperimento delle armi, la scelta dell'obiettivo, il tempo per colpire. Ecco perché non è un
fai da te, non è un fai da te, non sono schegge impazzite perché rientrano comunque all'interno di una medesima strategia, sono uno strumento che viene deliberatamente usato per far sì che la prevenzione sia estremamente difficile, se non impossibile, e la repressione non leda alle altre cellule che appartengono alla stessa rete. È una terra tranquilla il Friuli sotto questo aspetto, Tommaso? No, assolutamente no, l'ha detto anche il procuratore della Repubblica di Trieste. Il Friuli ha avuto negli anni, quando c'era il benessere, quando le problematiche che già avevano toccato il fondo dell'Occidente non erano così spalmate sull'immaginario collettivo, l'idea di dirsi isola felice, e si è protetto da solo dicendo che qui tutto andava bene. Oggi tu scopri, per esempio di oggi la notizia, Repubblica l'ha riportata, che 2 imam del terrore, di quelli più vicini ai nuclei impazziti, che invece sono i più sani, cioè quelli che in maniera metodica organizzano queste cose, sono passati per il Friuli e hanno addomesticato e propagandato esattamente quello contro cui oggi noi siamo qui a difenderci. E all'epoca erano sembrate delle visite di cortesia. Quindi noi dobbiamo imparare in questa regione a dire le cose come sono, a chiamarle con il loro nome e a prendere atto che non può esistere un luogo avulso, tanto più un luogo come il nostro che è crocevia di culture, che ha un confine con altre religioni, con altre culture, che si interseca in maniera difficile anche da comprendere. Quindi siamo un luogo che ha gli stessi pericoli di Parigi, di Roma, di Berlino. Sì, questa è la vera arma del terrorismo islamico. Il terrorismo islamico non è pericoloso per i Kalashnikov, le bombe o le cinture imbottite con cui talvolta si fanno esplodere, ma per il lavaggio di cervello. L'arma vera del terrorismo islamico è il lavaggio di cervello. O noi riusciamo a colpire i luoghi dove questo lavaggio di cervello si realizza e che trasforma le persone in bombe umane, i fedeli in terroristi islamici che aspirano al martirio, quindi il terrorismo suicida islamico, o noi non riusciremo mai a sconfiggere questo terrorismo islamico. Se continueremo a immaginare che possiamo fermarlo andando a intercettare il terrorista nell'attimo finale in cui imbraccia un Kalashnikov, è già troppo tardi. Noi lo dobbiamo colpire nel momento in cui subisce questa mutuazione, sia a livello mentale sia a livello affettivo, per cui non solo non considera sacra la vita degli altri, ma non considera sacra neppure la propria vita e aspira alla propria morte per poter uccidere il maggior numero possibile di nemici dell'Islam. E quello sicuramente non è Islam. Come? Cioè, quello sicuramente non è un vero credente, perché la gente di solito fa anche di tutta la gente, l'erba un fascio. Ecco, di tutta l'erba un fascio. Diciamo, e noi per primis i musulmani non l'accettano, non accettano il terrorismo. Ci sono tanti musulmani che assolutamente condannano il terrorismo, però dobbiamo prendere atto che questi terroristi si rifanno a determinati versetti del Corano, si rifanno a taluni detti e fatti attribuiti a Maometto, non sono schegge impazzite, non sono dei pazzi, sono persone che operano all'interno di un contesto islamico che può essere sicuramente criticato, ma è reale. Però comunque tanti versetti vengono comunque interpretati male. Ho capito. Certo, come è successo anche tanti anni, cioè centinaia di anni fa. Sì. Tommaso, per concludere, faccio fare a te l'ultima domanda a Magdi. Io volevo chiederti questo, tu da tanti anni denunci tutto questo, partiamo da Salman Rushdie che in Italia fu presa come uno scherzo, tutto il dibattito sulla Fallaci e tutto ciò che si era cominciato a dire, e hai avuto dei momenti di attenzione molto alta, ma poi anche le critiche un po' strumentali di chi voleva in te invece soltanto uno che si convertiva da una religione ad un'altra. Ecco, oggi come ti senti di fronte a un paese che improvvisamente si risveglia di fronte a un fatto che ti dà ragione su tantissime cose dettagliate che dici, e che cosa pensi che questo paese abbia ancora dentro di sé per poter veramente combattere questa guerra culturale prima ancora che fisica? Noi non abbiamo ancora capito che siamo in guerra, non abbiamo ancora capito che questa guerra è una guerra che si ispira all'Islam. Abbiamo paura di guardare in faccia alla realtà e siamo soggiogati da un relativismo valoriale, culturale e religioso
che ci porta a mettere tutto sullo stesso piano, a prescindere anche dalle conseguenze nefaste che queste realtà producono. In qualche modo siamo incapaci di essere pienamente noi stessi anche dentro casa nostra. Ecco, questa è la cosa che maggiormente mi preoccupa. La nostra incapacità, la nostra paura, l'arma, lo strumento con cui il terrorismo islamico procede è la paura. Quando loro decapitano una persona, il loro obiettivo si realizza pieno solo se quella immagine viene interiorizzata da milioni di persone, perché solo quando la paura si impossesserà di milioni di persone che loro avranno vinto, perché non avranno bisogno di combattere. Cioè, questo è. Io sto cercando di far comprendere questa realtà, indicare che non dobbiamo limitarci a intercettare la punta dell'iceberg, ma dobbiamo confrontarci con la realtà dell'iceberg, con la filiera che parte dalla predicazione d'odio e che attraverso il lavaggio di cervello ha creato un esercito di terroristi islamici europei che sono andati a combattere in Siria e in Iraq e che ora stanno prolungando questa guerra santa in Europa. Io concludo dicendo una cosa. Quando 3 mesi fa ero ancora all'Espresso, poco prima della prima decapitazione, costruiamo un'inchiesta sugli italiani che erano andati a partecipare alle guerre ed erano tornati, e abbiamo fatto la copertina del giornale prima della prima decapitazione. In Italia nessun giornale l'ha ripresa, come fosse qualcosa di avulso ed inventato. Dal momento in cui quella morte è stata interiorizzata da tutti, l'argomento, quindi la difficoltà italiana è quella di parlare di ciò che ancora non è avvenuto, e quindi si parla delle cose sempre troppo tardi, cioè quando sono già avvenute. Perfetto. Allora io ringrazio Tommaso Cerno, direttore del Messaggero Veneto, Ambre Sissi e ovviamente Cristiano Magdi Alam. Buona serata a tutti e al prossimo venerdì.